Allora, siamo con Valletta, estremo difensore del gruppo Car Glamour. Una partita combattuta, un po' strana nell'andamento perché qualvolta provavate a ritornare in partita poi subivate immediatamente il gol avversario. Sì, Che sì, impressioni hai? ma loro molto bravi. Sapevamo che questa era una partita difficile perché comunque sapevamo che loro anche una buona parte della loro squadra veniva dalla Serie A l'anno scorso, quindi noi come primo anno siamo venuti qua per vedere un attimo come consisteva. Ma sì, quello che hai detto te è giusto. Ogni qualvolta abbiamo provato a rientrare, loro bravi a tenerci subito calmi, fermi, 2-1, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Cioè, è una partita così, loro molto bravi, il 9 grosso giocatore, nulla da dire ai miei, un po' di esperienza questo ci manca sicuramente, questo è il primo anno e un po' questo si sente perché all'inizio comunque partire 2-0 contro una squadra così non è mai facile. Però il carattere c'è, la squadra c'è, si vede da questi risultati, si vede da questa partita e niente, vediamo nel proseguo del campionato insomma. Ok, vabbè, risultati un po' altalenanti, hai detto te, il motivo è un po' l'inesperienza, la Sì. scorsa partita una vittoria bella, probabilmente Sì, inaspettata, adesso una sì, sconfitta. beh, questo sicuramente è figlio della nostra nuova esperienza, nuova squadra, nuovo tutto, insomma. Questo è il primo anno, ci stiamo divertendo, ce la stiamo giocando con tutti. Secondo me solo la partita con la Ragnatela abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Secondo me anche oggi, insomma, al di là dei loro molto bravi, secondo me noi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto di tutto. Ecco, ripeto, loro bravi sempre a tenerci fermi quando abbiamo provato a rientrare, però ci abbiamo provato tutti noi stessi, insomma. E vediamo un attimo come andrà nel proseguio. In bocca al lupo, Crepi. grazie mille.